Presidente Galan, il 2007 è stato un anno ricco di fermenti. Può dirci la sua più grande soddisfazione ed il suo più grande cruccio? La più grande soddisfazione non c'è dubbio, la nascita di mia figlia Margherita. Avere una bambina a più di 50 anni d'età è un'emozione straordinaria, la più bella che la vita avrebbe potuto riservarmi. E come cruccio io ho un carattere buono, dimentico molto rapidamente le cose brutte e ricordo quelle belle, però un cruccio ce l'ho, rimane. Mi viene leggendo la cronaca dei quotidiani, la cronaca che parla continuamente di violenza, violenza sui nostri cittadini, violenza negli stadi, violenza sulle donne, violenza sui bambini. Ecco, questo è più che un cruccio, è davvero un rammarico, è davvero qualcosa che mi fa disperare. Nel 2007 il Veneto è stato a più riprese protagonista a livello nazionale. Secondo lei è la fine dello stereotipo Veneto gigante economico ma nano politico? Ma guardi, questo più che uno stereotipo è una fesseria di cui si continua a parlare da anni, anche se questo è assolutamente smentito dai fatti. Sì, vuole che la smettiamo da adesso, allora smettiamola per sempre con queste cose che non hanno senso e sono solo frasi, slogan senza alcun significato e attinenza con la realtà. Il Veneto è un gigante, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più nel futuro. Autonomia e federalismo, cosa aspettarci dal 2008? Autonomia e federalismo, che non sono arrivate, abbiamo posto in essere i presupposti perché possano cominciare ad arrivare, ma ci aspetta una lotta durissima ancora. Che augurio invierebbe ai comuni secessionisti? Di capire che non si va da nessuna parte per quella strada. Mi pare che sia evidente ormai tutti hanno compreso che nessun comune del Veneto passerà a qualche altra regione. E allora io ai comuni che hanno vagheggiato questo sogno, auguro un qualcosa di più concreto, di combattere assieme al Veneto, a tutta la regione del Veneto, la battaglia federalista, perché non ci siano più privilegi a favore di qualcuno e danni a carico di qualcun altro, perché non esistono più intollerabili differenze praticate nel trattamento dello Stato ai suoi cittadini. Ecco, questo, battiamoci insieme e otteniamo quello che è giusto, una parità di trattamento. Parliamo di grandi opere. Il 2007 è stato l'anno del nuovo ospedale di Mestre e di quello di Castelfranco, dei primi 7 chilometri del passante. E il 2008? Sarà l'anno del completamento del passante degli altri 25 chilometri, sarà l'anno di nuove realizzazioni ospedaliere, continuerà quello che in questi anni ha fatto del Veneto un gigante economico e un gigante politico, la regione in cui si sono realizzate più infrastrutture che in qualsiasi altra parte d'Italia. Non dimentichiamo il Mose, non dimentichiamo tante altre cose realizzate, tante altre avviate. Continueremo bene come siamo andati nel 2007. Se dovesse scegliere una particolare eccellenza veneta, cosa le verrebbe in mente? Sanità, economia, cultura? Difficile scegliere. Come si fa a non scegliere per esempio la sanità dopo che abbiamo realizzato il più bello ospedale d'Europa, quello di Mestre? Come si fa a non scegliere di nuovo la sanità pensando che il primo trapianto di cuore artificiale, guarda caso, avviene in Veneto nell'ospedale di Padova? Però come si potrebbe posticipare la cultura quando la fortuna, la storia ci ha regalato la più bella regione d'Italia, credo la più bella regione d'Europa, mare, monti, opere monumentali che tutto il mondo ci invidia e viene a studiare. E come dimenticare l'aspetto economico e sociale? Il nostro export cresce 3 volte quello della Francia. Come si fa a posticipare? No, per davvero il Veneto è una terra straordinaria, lo è stata nel 2007 e lo sarà ancora di più nel 2008. E ora, per finire, un augurio ai cittadini veneti. E rivolgo loro l'augurio che a Roma capiscano qualcosa di più dei Veneti, del Veneto, della nostra storia, delle nostre tradizioni, dei nostri valori, delle nostre aspirazioni, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. A Roma faranno fatica a farlo.